l'infanzia l'ho trascorsa come tutti i ragazzi della mia età in via Bicocca, magari andando a litigare con quelli di via Fiorentina o del quartiere di Cappuccini, perché nonostante eravamo amici ogni tanto però ci scappava la scazzottata. Cose che erano molto belle quelle a quei tempi lì, perché aiutava a irrobustire il carattere e a familiarizzare con gli altri quartieri. Dopodiché i miei genitori sono dovuti emigrare e per motivi di crisi di lavoro, come in Italia c'è sempre stata, anche oggi prosegue quella crisi lì. Ma in particolare c'è Francesco Santoni, il cosiddetto Santone di Sorso, ma la cosa più particolare è quando sono iniziate queste sudorazioni di sangue, che abitava proprio di fronte a casa mia, in via Bicocca sempre, e la sera si riempiva la via di processioni di fedeli che andavano lì a vederlo. Io ho avuto l'occasione una volta di vederlo, e alla sede degli esploratori dietro Santa Croce, dietro la chiesa di Santa Croce, che le sono venute proprio queste manifestazioni di sudorazione di sangue. Allora avevo 11-12 anni, forse 13, non ricordo bene il periodo, però ho avuto queste sudorazioni e la gente pregava, si inginocchiava e pregava. Andavo a aiutare mio nonno che aveva l'officina da fabbro in via Fermi. Praticamente da ragazzo, da piccolo così, andavo semplicemente per schiacciare il carbone oppure per fare i denti alle falci. Per fare i denti alle falci che servivano per mietere il grano. Allora, il carbone veniva schiacciato, ridotto in piccoli pezzi, perché la forgia non poteva bruciare i grossi pezzi, che erano circa dei massi così, no? Allora andava frantumato in piccoli pezzi per poter scaldare meglio e portare a temperatura lavorabile il ferro, attorno ai 700, 800, 900 gradi. Mentre le falci c'era mio zio, Telesforo Manca, non mio nonno ma mio zio, che faceva i denti alle falci con un piccolo scalpellino, che poi questi denti andavano aperti con un coltello appoggiati a un albero che c'era lì in via Fermi, che oggi non c'è più. Dopodiché queste falci andavano
inserito il manico e vendute agli agricoltori per mietere. La mia prima esperienza lavorativa praticamente è stata in Germania, quando la mattina si andava a scuola e il pomeriggio si andava al lavoro, e io purtroppo ho lavorato in fonderia, una fonderia dove si facevano le colate per dei prodotti abbastanza tecnologicamente avanzati. Praticamente ci sentivamo del posto anche noi, non come qualcuno dice di aver visto scritto vietato l'ingresso agli italiani. Io qualcosa del genere non l'ho mai vista, mi hanno sempre trattato benissimo, chiaramente ho sempre rispettato le leggi, gli ordini, i loro regolamenti, mai andato fuori di ciò che poteva essere il non normale, per cui ho visto i tedeschi sempre delle bravissime persone, mai avuto nessun problema di nessun genere. E lì si lavorava al pomeriggio e la mattina a scuola, e poi a settimana, i turni erano settimanali, poi si invertiva, si lavorava la mattina e il pomeriggio a scuola, a secondo del periodo. E chiudendo la parentesi Germania, dopo aver lavorato lì in fonderia, dove si facevano degli acciai altamente speciali per svariati usi, qui in Sardegna stava prendendo mano il petrolchimico di Porto Torres. Chiaramente chi era qua mi ha detto: ma cosa ci fai in Germania, rientra qua, eccetera, e venni assunto dalla SIR in qualità di strumentista, perché già in acciaieria controllavo le temperature degli acciai, dei forni, e chiaramente era molto vicino alla strumentazione. Venni qua e venni assunto come strumentista. Chiaramente qui si lavorava un po' un sistema diverso e si guadagnava innanzitutto molto meno, perché gli stipendi tedeschi sono ben diversi ancora oggi, ben diversi da questi che ci sono qua. Praticamente mi son trovato a guadagnare molto meno, però si tirava avanti, no? Niente, nessun problema. Poi c'era l'entusiasmo della gioventù, e lì si tirava avanti benissimo. E sono stato qua a Porto Torres per 10 anni circa. Dopodiché la società mi ha mandato in giro per il mondo, poi c'è stato il tracollo della SIR, che è subentrata l'ENI, l'Enichem, Anici, eccetera, sempre gruppo ENI, mentre io avevo già dato le dimissioni, ero andato come prima uscita in Iraq per l'avviamento di un impianto di asfalto su al nord dell'Iraq, vicino a Mosul, esattamente a Qayyara. Dopo che l'impianto è stato avviato, sono rientrato qua. La mia società mi ha mandato allora in Algeria, a Orano. A Orano c'era un impianto di liquefazione gas con una società americana, praticamente ero in prestito a una società americana.
Sì, il tempo libero in questi vari cantieri, questi paesi esteri, specialmente arabi, si trascorreva nelle guest house. Le guest house sono dei luoghi di ritrovo, chiamate case per gli ospiti, dove ci si incontrava tutti i colleghi di lavoro e si parlava del più e del meno, venivano proiettati film italiani o c'era qualcuno appassionato anche di opera che venivano proiettate anche delle opere e chi aveva piacere assisteva a tutta la proiezione. O se no partite a carte con vari tornei. Io ho sempre avuto invece la fortuna di incontrare dei musicisti, questo è importante, dei musicisti dove si creava sempre quel gruppetto e si faceva un po' di musica da ballo, musica da divertimento. L'Algeria che si prendeva un barcone del cantiere, si andava a mare e si faceva la traina, no? Ma giusto per passare un paio d'ore. Chiaramente si pescava anche, ma non pesciolini, ma pesci del genere, a livello identici o altro tipo di pesci, barracuda addirittura da 1 metro. Cosa che quando io raccontavo qua queste esperienze mi guardavano un po' attoniti dicendo che ma la miseria, pesci così grandi, ma le prendevamo così con semplicità. Oppure le orticarie, che si andava lì con la forchetta di casa e farne un cestino in giro di 5 minuti, cosa che qui ormai non esistono più. Questi qua erano gli svaghi che avevamo noi in quella zona. O se no, a Ras Lanuf, che ho passato anche un Natale ultimo dell'anno lì, ci si organizzava per i vari connazionali e si organizzavano serate da ballo, si organizzavano serate di roulette, si giocava alla rouletta anche, o a carte o quello che era, naturalmente dopo tutta la cena eccetera. Chiaramente questi continui viaggi all'estero, rientro dopo mesi, andavano a incrinare sul rapporto di amicizie qui in paese, perché dopo che uno rientrava, dopo qualche mese, l'amico magari si era trasferito di casa, non riuscivi più a avere quella continuità di rapporto che si può avere con un amico che frequenti giornalmente o in, in pochi giorni. No, questo rapporto qua piano piano si è andato affievolendo, così che ancora oggi risento un po' di questa mancanza di affetto, di amicizia, perché la maggior parte dei miei amici d'infanzia sono tutti fuori di paese, chi è a Genova, chi è a Cagliari, chi è in Sicilia, e la maggior parte sono fuori o sposati in altri paesi della Sardegna o città della Sardegna. Chiaramente ci sentiamo con qualcuno per telefono, qualcuno ci vediamo ancora, però è chiaro che questi continui viaggi incrinano anche questa parte di amicizia. Il mio approccio con la musica è stato alquanto casuale, perché un amico un giorno mi ha detto se voleva andare con lui a farle compagnia, un amico tedesco. Ci sono andato e lì c'era questo maestro qua che stava insegnando ai suoi allievi e praticamente io ho preso, il maestro mi disse, no, vuoi imparare a suonare qualcosa? Ho detto, sì, con molta modestia, però non avevo nessuna idea di come funzionasse una tromba, un trombone o uno strumento musicale. E lì mi diede un trombone a culisse, sarebbero i tromboni quelli che fanno così, però ha visto che non ingranavo, non riuscivo a tirar fuori una nota
praticamente c'era una tromba lì poggiata sul tavolo, l'ho presa, l'ho appoggiata e subito mi è venuta fuori una nota pulita. Il maestro ha capito che c'era qualcosa in più e mi ha detto ok, tu da oggi impari la tromba, e lì siamo andati avanti per anni e qualche scappacione pure, qualche bella sberla di quelle alla tedesca. Il maestro che mi ha insegnato ha iniziato, il nome è Franz Willy Neugebauer, questo grandissimo solista. Era un uomo molto aggressivo e severo, perché se uno sbagliava le arrivava subito la sberla, non stava lì a spiegare il perché e per come, arrivava la sberla, poi spiegava dove uno aveva sbagliato. Chiaramente l'importanza era eccessiva, no? Perché lui voleva che ogni allievo diventasse bravo come lui, che non era possibile perché tutti pensavamo a guadagnare dal lavoro e non a studiare, perché il lavoro ci manteneva i nostri hobby, ci manteneva le passeggiate la sera in discoteca, eccetera. Per cui dalla musica non si poteva vivere così immediatamente, e questo il maestro sentiva le grandi differenze, no? Allora forzava, però la maggior parte di noi allievi allora, nessuno è andato nei grandi teatri a fare il solista, tutti abbiamo suonato, tutti ci siamo divertiti. La tromba di per sé non è niente di particolare, è un tubo vuoto con 3 tasti. Questi 3 tasti servono per far ampliare, allungare, ingrandire o ridurre lo strumento per avere della variazione delle note. Se noi soffiamo direttamente qua nella tromba non viene fuori niente. Il tutto che fa venire fuori le note dalla tromba è il cosiddetto bocchino, che non è altro che una sorta di tubo Venturi. Tubo Venturi, per chi ha studiato un po' di fisica, sa che cosa è. Qui viene messa nel suo alloggia naturale e viene fatta una pernacchietta qui all'interno. Da questa pernacchietta poi vengono modulati tutti i suoni con l'ausilio dei tasti. Faccio un esempio. Ecco, adesso ho dimostrato che
modulando la combinazione dei tasti chiamati pistoni, si possono variare tutte le note nella tromba. Come la tromba funziona anche il bombardino, l'eufonium, il flicorno e tanti altri strumenti, ottoni sempre, mentre per i legni, i cosiddetti clarinetti, sassofoni, flauti, ci sono altre combinazioni, c'è una tecnica diversa. Pietro Candiano. Ja, es ist nicht so leicht zu sprechen, wenn man aufgeregt ist. Verstehen, ne? Ich habe in der Musikhaus vorgestern ein bisschen Trinkprobe gemacht. Ne? Und da habe ich einen Nagel freigesehen. Ne? Ich gebe das zu dem Musikverein in den Nagel anhängen. Ist ein Präsent von Sardinien. Danke nochmal, Musikverein Frühlingsdorf und Neukalle.